Buongiorno cari amici del canale di Marietto Veneziano. In questi giorni o in questi video abbiamo visto due quadranti radiostesici. Il primo quadrante è il radiostesico per la valutazione, col sì e col no. Abbiamo poi visto il secondo quadrante radiostesico per la ricerca della frequenza Bovis, in cui col pendolino si poteva rilevare la frequenza di un oggetto qualsiasi, o di una persona o di un animale. Oggi vedremo invece un circuito radionico. La differenza è che se nel quadrante radiostesico noi potevamo misurare o controllare, invece col circuito radionico noi possiamo emanare delle frequenze o vibrazioni. Bene, adesso guardiamo cos'è questo circuito radionico in cui si può emanare delle onde di forma. Chiaramente ho usato un circuito radionico molto gettonato che viene richiesto soprattutto nei gruppi di Facebook o di Telegram dove sono moderatore con il Degarda. Adesso ve lo mostro. Eccolo qui il circuito radionico di cui vi stavo parlando. Questo circuito radionico serve per unire delle persone o delle coppie o per fare avvicinare delle persone. E vediamo adesso come si usa. Comunque il suo modo è molto semplice. Vediamo un po'. È costruito praticamente con un grande cerchio col fiore della vita in centro e con due punti grossi, uno nero e uno bianco, che servono a bilanciare le energie. In questo caso noi per poterlo far funzionare come unione dobbiamo mettere due testimoni che si vogliono accoppiare o unire nel centro, che potrebbero essere due foto delle persone che si vogliono unire, oppure un testimone tipo capello, unghia, il nome scritto in matita su un pezzo di carta. Dopodiché lo posizioniamo, lo lasciamo, prendiamo il nostro pendolino e in senso orario lo facciamo girare. Quando il pendolino ha finito il suo corso, vuol dire che il circuito radionico è bello carico. Togliamo il pendolino e posizioniamo in un posto adeguato, che non venga disturbato, il nostro circuito radionico. Di regola si lascia minimo 5 ore e massimo un mese. Di solito si posiziona sopra un armadio, insomma non ha bisogno di luce perché il circuito radionico funziona con la luce eterica e quindi in ogni caso anche se lo mettete dentro un cassetto non preclude il suo utilizzo. Comunque sopra un armadio per un mese ci sta bene. Vi chiederete dove trovare questo circuito radionico. Lo si trova semplicemente sul sito del capitano.altervista.org o nei nostri gruppi di Facebook. È scaricabile gratuitamente ed è utilizzabile immediatamente, basta stamparlo. Cari amici, come al solito vi invito a iscrivervi al canale o di Hildegarda o il mio canale di Marietto Veneziano e venirci a trovare nei gruppi di Facebook o di Telegram. Adesso vi saluto, alla prossima.